Ed eccoci qua amici telespettatori, buonasera a tutti, si continua naturalmente con la rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo che si è presentato nella nostra rubrica circa un annetto fa. Si chiama Domenico ed ha 26 anni. Ciao Domenico. Ciao Alberto. Allora Domenico. Niente, io sono qua per cercare l'anima gemella. Sì. Sì, perché praticamente dovrà dominare gli abissi il mio grande cuore, perché la cerco da tantissimo. Visto che mi piace il mare e quindi sono qua proprio appunto per cercare questa anima gemella. E niente. Tu praticamente ti sei presentato da noi un anno fa. Sì, esattamente. Era in occasione del Natale in fiera. Natale in fiera, sì, Natale in fiera. E niente, io da quel giorno sì, mi hanno contattato delle ragazze, però solamente per una semplice amicizia. Esatto. Io cerco qualcosa di serio. Qualcosa di serio. Nonostante i tuoi 26 anni, praticamente Esattamente. tu ti vuoi creare una famiglia. Esattamente, direttamente perché ho anche la mia età, così sono grandicello. Certo. Già ormai sono a livelli. Logico. Vabbè, dimmi Domenico, descrivici un po' il tuo carattere, che tipo sei? Allora, il mio carattere, diciamo, è amoroso. Sì. Cioè, sono direttamente, mi piacciono, diciamo, parlare con le ragazze, Sì. perché giustamente loro parlano d'amore, Certo. e quindi a me mi colpisce il mio grande cuore e quando loro già divento rosso. Sì. E niente. Sei un tipo romantico. Sì, romantico, sì, romantico. Ti piacciono abbastanza. le coccole? Sì, sempre. Le parole d'amore? Esattamente. Le poesie d'amore? Poesie d'amore. Ma soprattutto non solo questo, voglio semplicemente una compagna che mi abbraccia e mi fa ti voglia bene. Esattamente, mi fa E ti rendere renda felice. Esatto. Sì, Perché sì. tu credi nell'amore. Esatto, credo nell'amore. Al giorno d'oggi è difficile trovare un ragazzo, soprattutto della tua età, che abbia questi valori. Esatto, sì. È veramente difficile. Difficile, sì. Perché la gioventù di oggi purtroppo matura molto, ma molto tardi. Sì, esattamente. Io poi me ne accorgo un'altra cosa, che praticamente le donne già all'età che sono piccoline così, all'età di 18 anni, già ne mostrano che sono grandicelli. Esatto. Però quelle che... E infatti una statistica che noi abbiamo condotto dimostra praticamente che le ragazze Sì. piccole vanno in cerca sempre dell'uomo maturo. Dell'uomo maturo, Perché? infatti. Perché nella gioventù d'oggi non vedono praticamente Esatto. quel sentimento che vorrebbero vedere. Esatto. Tu invece sei un caso particolare. Esatto. Tu praticamente già a 26 anni dimostri di averne, esatto. che so, 35, 40. Infatti. Hai gli stessi praticamente gli stessi valori, gli stessi sentimenti. Sì, già mi adeguo a me stesso perché Certo. non ho problemi, cioè, già sia sul lavoro, in base sul lavoro, cioè, mi adeguo su tutto, non ho neanche ho bisogno neanche dei miei genitori, cioè, ormai sono avanzato, diciamo. Va bene Domenico, parliamo un po' di te. Sì. Cioè tu praticamente che hobby hai? Allora, il mio hobby, diciamo, è la pesca subacquea, cioè adoro il mare. Mi piace guardare i fondali marini e niente. Ricci ne prendi? Sì. Sempre, Il ma ricci- tutto, anche io adoro il ricci, ci vado pazzo. anche pescato. Basta con i ricci normali, sì. ricci spaccati. Vabbè, oltre questo perché a me piacciono anche i fondali perché ci sono, cioè, è ricco diciamo di pescato, cioè, mi piace tantissimo guardare anche la scogliera, le conchiglie, cioè è una cosa favolosa per me. Infatti qui diciamo mi piacerebbe a me il video, quello del Titanic. Sì. Questo di qua lo adoro tantissimo perché è amorevole questo, Certo. questo video perché... Si parla d'amore. Esatto, e quindi mi ha colpito il mio grande cuore. Infatti quando mi piace andare non solo nelle discoteche, ma purtroppo ballare diciamo il lento, Sì. con la propria ragazza che è al tuo fianco e ballare questo We Go On tratto da Titanic perché mi piace, Certo. colpisce il cuore a me stesso. Esatto. E credo che colpisce a lei che non vedo l'ora di trovarla. Cioè, perché cioè, praticamente sei amante delle poesie, Delle sei amante poesie, delle belle sono- parole, dei bei esatto. pensieri. sono romantico quindi- Certo. e mi piace Va questo. bene. Quanto tempo è che sei single? Circa da 4 anni. Da 4 anni. Cioè in 4 anni tu praticamente non hai trovato la tua anima gemella, la Sì, ragazza ideale che ti ideale. potesse stare a Sì, fianco. esatto, perché è stato così che facendo il militare, andando al nord, a me che mi piace la Sicilia, quindi desidero avere una ragazza del proprio paese, cioè della Sicilia, perché il nord mi piace. Sono andato a Milano, ho trovato la neve là, mentre qua ancora...
Musica ascolti Techno e house. e house. E musica d'amore. E musica Quando ci vuole, ci vuole. Va bene. Allora, parliamo invece della tua anima gemella. A che genere di donna sei interessato? Ma una donna deve essere per me carina, bellissima, alta come me. Io sono alto 1,82 e deve essere alta come me. Pure se basta fa niente, cioè non è conta l'altezza, la bassezza, cioè non conta. Però è importante essere bella e che abbia i miei stessi hobby. Pure se ha un hobby oltre il mare, magari c'è un altro suo hobby, va bene, io lo apprezzo tantissimo. Però Certo. l'importante è che sia bella. Cioè, ti deve piacere praticamente a colpo d'occhio. Esattamente, sì, sì. Poi per me- L'età? Tu hai 26 anni? Io c'ho una 26, cioè a partire da 20 anni in poi. Dai 20 anni in poi. Sì, sì, Se sì, viene sì. qualche ragazza magari che è più grandicella di te, va bene lo stesso. Va benissimo stesso, pure da un anno, cioè, fa niente, dai. Esatto. E Dico, ma questo. se viene una ragazza, non so, che in te vede Sì. qualcosa di speciale, anche se abbia 30 anni, per te è lo stesso? 30 anni, diciamo, un po' su alti livelli. Allora Io facciamo- penso di meno, verso... Allora facciamo dai 20 ai fino a- 27, dai. Dai 20 ai 27. Dai, sì, 27 anni. Ti Sì. piacciono le bionde? Le bionde, le more, le castane. Qualsiasi colore è? Esatto. Cioè l'importante è che ti debba piacere praticamente a colpo Sì, d'occhio, sì, come abbiamo detto sì, poco sì, fa. sì, esatto. Perfetto. Amiche telespettatrici, avete conosciuto Domenico, 26 anni di Trapani, che è in cerca della sua donna ideale, la ragazza giusta. Domenico è un ragazzo praticamente che ancora ha dei valori, dei principi nella vita, che si vuole sistemare, si vuole creare una famiglia. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Domenico è qui, è un bravo ragazzo, è romantico, e si vuole sistemare, si vuole creare una famiglia, avere dei figli e insomma e avere un futuro. Per cui telefonategli. Domenico, cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se telefonarti oppure no? Qualcosa da dire? Guarda nella telecamera e rivolgiti a loro. Allora, ragazze, avete visto il mio numero? Chiamatevi, vi aspetto perché non vedo l'ora di ricevere questa voce di una donna che mi colpisce dentro il mio cuore. Quindi chiamatemi, io vi aspetto. E niente, ciao. Perfetto, perfetto. Amiche telespettatrici, lo avete visto? È un ragazzo, è un simpaticone, per cui chiamate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta Nana Anche Romana. Domenico, Ciao ciao. ciao.